Nata e cresciuta nel New Mexico, Myrna Hansen conduceva una vita ordinaria, segnata dal lavoro e dalla famiglia. Nel 1980 aveva 27 anni e viveva tra i piccoli centri del nord dello stato, in un paesaggio di altipiani, pini e cieli ampi che al tramonto si tingono di rame. Era una madre giovane, attenta, abituata a guidare per lunghe distanze sulle strade che collegano villaggi e ranch. Il suo quotidiano somigliava a quello di tante persone della regione. Orari scanditi con precisione, commissioni da fare, il figlio piccolo da accompagnare, la radio accesa in auto mentre il vento corre sulle praterie. Nulla, nella sua biografia, lasciava presagire che il suo nome sarebbe stato associato a uno dei racconti più discussi della casistica ufologica degli anni '80, un racconto che le avrebbe cambiato la vita e che avrebbe dato un contributo decisivo all'idea, all'epoca ancora embrionale, degli impianti alieni, cioè dispositivi inseriti nel corpo durante un presunto rapimento. La sera del 5 maggio 1980, Myrna stava guidando con il figlio lungo le strade che attraversano la regione di Cimarron ed Eagle Nest, un corridoio naturale dove la sera è facile imbattersi in cervi, mandri al pascolo e luci lontane dei ranch. Il bambino, stanco per la giornata, sonnecchiava sul sedile posteriore, stringendo un giocattolo. Il cielo, ormai in bilico tra l'azzurro e la notte, era terso. È in quel momento che, secondo il suo racconto, apparvero due oggetti enormi e silenziosi, sospesi sopra un prato come dirigibili senza gondola. Non producevano rombi di motore, solo una presenza fisica percepita nella vibrazione dell'aria, con luci che si accendevano e si spegnevano ritmicamente. Poco dopo, sempre secondo la sua versione, un bovino fu sollevato da un fascio luminoso, un raggio traente, che scendeva da uno dei velivoli. L'immagine è quella, spiazzante, di un corpo pesante che si stacca dal suolo come fosse piuma. Myrna frenò di colpo. Il figlio si svegliò. Nella prateria il vento calò e rimase solo quell'innaturale galleggiamento di luci e un'ombra che saliva verso il cielo. Il giorno dopo, Myrna contattò la polizia locale. Il caso passò rapidamente a un agente di Dulce, Gabe Valdez, già noto per le indagini sulle misteriose mutilazioni di bestiame che, da fine anni 70, inquietavano allevatori e contee dello Stato. Valdez la indirizzò a un ingegnere e imprenditore di Albuquerque, Paul Bennewitz, che in quel periodo raccoglieva segnalazioni di luci anomale e interferenze radio nelle vicinanze della base aerea di Kirtland. Quella catena di passaggi, polizia di Cimarron, Valdez a Dulce, quindi Bennewitz, è uno dei dettagli che hanno reso questo episodio un crocevia tra storie di avvistamenti, indagini su allevamenti e voci di installazioni sotterranee. Myrna e suo figlio andarono ad Albuquerque e furono ospitati a casa di Bennewitz per raccontare quanto avevano visto e vissuto. Su richiesta di Bennewitz, venne coinvolto Leo Sprinkle, psicologo dell'Università del Wyoming e all'epoca figura di riferimento per chi raccoglieva testimonianze di abduction, cioè rapimenti. Sprinkle arrivò in città per condurre una serie di sedute ipnotiche che nella memoria dei protagonisti si svolsero in un contesto tanto pratico quanto singolare, nell'abitacolo di un'auto parcheggiata in garage, con i finestrini coperti da fogli di alluminio per schermare presunte interferenze. Durante queste sedute, Myrna riferì ricordi vividi, descrisse il sollevamento del bovino con un raggio di luce, l'inseguimento di un oggetto, una fase di missing time, in cui gli orologi e la memoria non coincidevano più con la durata percepita degli eventi. Raccontò di essere stata prelevata insieme al figlio e di essere stata condotta in un ambiente che lei interpretò come una struttura sotterranea, con corridoi metallici, stanze illuminate da luci fredde, tavoli, strumenti e, in alcuni vani, contenitori cilindrici riempiti di liquidi. Parlò di impianti inseriti nel corpo, piccoli dispositivi che, nelle parole usate allora, servivano a localizzare, monitorare o in qualche modo marcare il soggetto.
A cavallo tra il 1979 e il 1980, l'idea degli impianti alieni era quasi priva di una tradizione consolidata e il racconto di Myrna divenne rapidamente uno dei primi a fissare immagini e termini che sarebbero ricomparsi in molte narrazioni successive. Nelle rievocazioni emerse un percorso frammentato e inquieto. La donna riferì di aver attraversato, con il figlio, una stanza dove si vedevano campioni biologici e materiali che sembravano collegati a studi su animali. Disse di essersi ritrovata su un lettino, con luci dirette sul volto, mentre figure basse, i cosiddetti grigi, le si muovevano intorno con movimenti ripetitivi. Il termine grigi sarebbe poi diventato un'etichetta quasi standard per descrivere entità dagli occhi grandi e neri, pelle grigiastra, corporatura minuta. In una fase delle sue memorie raccontò che qualcosa le era stato inserito sotto la pelle e dietro l'orecchio, un corpo estraneo che, dopo il ritorno a casa, avrebbe continuato a farle percepire una sensazione di presenza. Raccontò anche di aver visto, in quell'ambiente sotterraneo, parti di animali in contenitori, come se fossero campioni per esperimenti. La sua voce, nelle trascrizioni, alterna dettagli concreti a silenzi e pause in cui sembra cercare la parola giusta per dire non capisco senza fermare il flusso del ricordo. Quei giorni di maggio del 1980 segnarono una convergenza rara. In un lato della storia c'è la mappa geografica, Cimarron, Eagle Nest, Dulce, Albuquerque. Dall'altro lato c'è una mappa di temi che all'epoca stavano prendendo forma nella cultura popolare e nelle indagini non ufficiali. Le mutilazioni di bestiame, che nel New Mexico avevano già attirato attenzione, facevano da sfondo. L'idea di basi sotterranee iniziava a circolare in lettere, conferenze e dibattiti. I rapimenti componevano una narrativa in cui si mescolavano ricordi notturni, segni sul corpo, ore che scivolano via. Il racconto di Myrna univa questi piani: l'avvistamento di oggetti silenziosi, il sollevamento di un bovino con un raggio traente, il prelievo di madre e figlio, l'ipotetica struttura sotto la superficie, l'inserimento di dispositivi nel corpo. In quelle ore Bennewitz registrava, telefonava, prendeva appunti, chiamava specialisti. Valdez seguiva i fili legati al bestiame. Sprinkle continuava le sedute. Le parole rimbalzarono tra uffici, salotti, garage. In breve tempo, quanto riferito da Myrna finì per alimentare storie più ampie su laboratori segreti, gallerie sotto le montagne, corridoi dove uomini in tuta e figure non umane si incrociavano senza parlarsi. Il motivo per cui questo caso è ricordato come uno dei primi associati alla nozione di impianti è legato tanto al contenuto quanto al tempo in cui emerse. Le testimonianze precedenti, negli anni 60 e 70, parlavano di prelievi di tessuti, cicatrici precise, piccoli segni a forma di fori o raschiature localizzate. Con Myrna, invece, la lingua dell'epoca iniziò a usare l'idea di un oggetto posto all'interno del corpo, stabile, con una funzione. Non c'era al tempo un repertorio consolidato sul tema. Le parole che lei scelse o approvò durante le sedute finirono per fare scuola. Impianto, tracciamento, monitoraggio. Il corpo umano, nella narrazione, appariva come un territorio dove qualcuno piazzava piccoli sensori invisibili. In seguito, altri avrebbero raccontato storie simili e alcuni ricercatori indipendenti avrebbero cercato di documentare oggetti rimossi chirurgicamente, ma nel 1980 quella semantica era appena nata. Un altro elemento che ha dato risonanza al caso fu la presenza del figlio, testimone involontario e coprotagonista del viaggio. Nei resoconti che circolarono, il bambino era presente in auto al momento dell'avvistamento e compariva nei ricordi di spostamenti e stanze. La coppia madre-figlio introduceva nella storia un'ulteriore dimensione, quella della protezione, della paura e della responsabilità, che amplificava la forza emotiva del racconto. Nel percorso che va dal prato buio ai corridoi metallici,
La narrazione è spesso scandita dalla necessità materna di tenere il piccolo vicino, di parlargli piano, di rassicurarlo, mentre tutto intorno si susseguono luci, strumenti, figure e gesti di cui non si comprende lo scopo. È anche questa compresenza che ha contribuito a fissare il caso nella memoria collettiva degli appassionati e dei ricercatori indipendenti. Le sedute proseguirono per giorni. In alcune ricostruzioni si racconta che l'11 e il 12 maggio emersero le descrizioni più dettagliate della struttura sotterranea: ascensori, stanze su più livelli, contenitori con liquidi, odori metallici e luci bianche senza una fonte visibile, come se le pareti stesse emettessero luminosità. È in queste pagine di trascrizioni che compaiono parole come base sotterranea, laboratorio, impianto e affiorano riferimenti a pratiche su animali e prelievi di materiale organico. In alcuni passaggi Myrna si domanda ad alta voce dove si trovi Roswell, segno che il toponimo, già ricorrente in ambienti specialistici, stava filtrando nel racconto comune. Dentro e fuori la casa di Bennewitz, nel frattempo, cresceva il brusio, telefonate, visite, annotazioni sui taccuini. Quella piccola costellazione di nomi e luoghi avrebbe poi alimentato ipotesi e itinerari investigativi per anni. Dopo il ritorno a casa, Myrna riferì la persistenza di sensazioni locali, come se un punto dietro l'orecchio o lungo il braccio custodisse qualcosa. La parola impianto rimase agganciata a quelle sensazioni e attorno a essa si organizzarono domande e tentativi di verifica. Il termine marcatura ricorre in alcune cronache del tempo. Altri parlarono di localizzazione, come se l'impianto avesse la funzione di indicare la posizione del soggetto o di conservarne parametri fisiologici. Nelle settimane e nei mesi seguenti, la storia di Myrna iniziò a viaggiare. Chi studiava i rapimenti la citava come un punto di svolta. Chi indagava le mutilazioni di bestiame vi vedeva un nesso. La presenza di una madre giovane e del figlio piccolo rendeva la narrazione immediata e comprensibile, quasi cinematografica, e la coesistenza di elementi terrestri, auto, ranch, polizia, investigatori, con elementi non identificati, oggetti silenziosi, raggi traenti, corridoi sotterranei, le dava un ritmo da cronaca che sconfina nell'ignoto. Il caso, così come venne raccontato, si colloca all'incrocio tra tre parabole degli anni '80, l'intensificarsi delle segnalazioni di rapimenti con Missing Time, il picco di attenzione sulle mutilazioni di bestiame, la nascita, alimentata da lettere, conferenze e dossier, dell'immagine delle basi sotterranee nelle regioni montuose del sud-ovest americano. Myrna Hansen diventa così un nome che riassume un'epoca. Una sera di maggio su una strada del New Mexico, un bambino che dorme sul sedile posteriore, luci che non fanno rumore, una telefonata alla polizia, un investigatore di Dulce, un ingegnere di Albuquerque, un accademico chiamato per ascoltare, una serie di parole nuove per dire qualcosa che, per definizione, non ha nome. E in mezzo, quell'idea di impianto, piantato nella carne come un seme, che da allora in poi difficilmente uscirà dal vocabolario della materia. Nelle versioni che si sono sedimentate negli anni, la narrazione di Myrna si chiude come si era aperta, con un ritorno nella notte del deserto. Le parole finali portano sempre l'immagine dell'auto che riprende la strada, il bambino che si riaddormenta, il vento che torna a soffiare basso sull'erba. Il New Mexico, con le sue catene montuose, i percorsi di bestiame e le luci lontane delle basi militari, rimane silenzioso testimone di una vicenda che ha attraversato la stampa locale, le reti di ricerca indipendenti e i convegni. Quel 1980, per Myrna Hansen, fu l'anno in cui tutto cambiò. Per la storia dei presunti rapimenti alieni fu l'anno in cui una parola, impianti, si agganciò a una biografia concreta e iniziò a circolare come un perno narrativo. Il resto è il movimento continuo dei racconti, nuove testimonianze, nuovi nomi, nuove geografie, tutti indelebilmente tracciati da quella sera di maggio in cui una madre e suo figlio,
su una strada dell'altopiano, alzarono lo sguardo e videro qualcosa che non sapevano come chiamare.